vi voglio raccontare una storia triste ma a lieto fine. Mentre preparavo parmigiani Mulignano, statemi a sentire. Allora, quando mio padre è partito per militare, io tenevo 1 anno, giusto un cielo avrei e un terra camminà, perché mio padre stava facendo soldato. E lo trasferirono a Napoli, in una caserma a San Giorgio a Cremano. Mio padre doveva andare a matrimonio insieme a mia mamma e a me. Aspettate, sono scomparsi. E giusto manca lui ci piacciagner. Un amico suo, un collega, gli chiese, dice: Ernè, vuoi venire a fare le pizze a casa mia questa sera? Mio padre disse sì, come no? Dice, in titolo di amicizia ti vengo a fare sti pizze. Gli diede l'indirizzo e mio padre si preparò tutte le cose, la farina, l'acqua, la pomarola, la mozzarella, si imbarcai e andò a questa villa. Quando mio padre da 7 anni a questa villa rimanette sbalordito, una villa di gran lusso, non era mai vista una cosa del genere. Mio padre si mettette sotto e facette non so 50 pizze per tutti gli ospiti che ci stavano venendo a questa villa. A fine serata, questo suo amico lo chiamò e gli diede una bella busta piena di cioccolatini e disse: Ernesto, porta questa a tua figlia. E poi gli diede una busta con dei soldi dentro. Mio padre disse: no, ma quando mai? Non ti preoccupare. Dice: no, dice, compra qualcosa alla bambina. Questo ragazzo era il figlio della lavanderia Papoff. Non lo so se qualcuno di voi vi ricordate. Quando ho indovinato quando ci stavano in da busta. 200.000 lire. Quella notte mio padre non ha dormito. Issa e mia mamma vivevano annanzi a rete. Il giorno dopo andarono a comprare un bel vestito a me con un cappellino bianco che mi racconta sempre mia mamma. Facettene una busta così e gli pure un matrimonio.